24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo, connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. Presso la clinica oculistica dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, diretta dal professor Giorgio Marchini, è stato eseguito l'impianto di una protesi ottica che ha restituito l'autonomia ad un paziente affetto da cecità causata da una gravissima causticazione bilaterale. L'operazione, presentata stamani presso il polo chirurgico Confortini di Borgo Trento, è stata eseguita dopo 3 anni di infruttuosi e ripetuti interventi. Le gravissime lesioni avevano comportato un deficit delle cellule staminali limbari con totale rimaneggiamento della superficie oculare. L'unica possibilità di ripristinare l'uso della vista è stata quella di impiantare una keratoprotesi artificiale. Viene applicata della mucosa buccale che assomiglia un pochino a questa, ma questa è la fase finale, per ricostituire tutta la superficie oculare, e contemporaneamente questa protesi, che è fatta di materiale acrilico, viene impiantata nel tessuto sottocutaneo per farla colonizzare dal tessuto fibrovascolare, come vedete qua. Un paio di mesi dopo viene asportata, pulita, innestata, in maniera da ottenere l'abbinamento e la tolleranza fra il tessuto artificiale e il tessuto biologico umano. Intervento eccezionale che, vista appunto l'eccezionalità, ha avuto bisogno di un'autorizzazione specifica da parte del Ministero della Sanità. L'autorizzazione è arrivata, siamo riusciti a ridare la vista e quindi a ridare la vita a un paziente che per 3 anni non era riuscito a trovare, come dire, beneficio dalle cure che erano state date. Nonostante questo, con questo intervento risolutivo si è riusciti appunto a riportarlo alla normalità. Venerdì, presso lo stadio Bentegodi di Verona, mentre si stava disputando l'anticipo di Serie B tra Hellas Verona e Nocerina, un gruppo di facinorosi della curva riservata agli ospiti ha scagliato numerosi oggetti contundenti contro la vicina tribuna, dove sono soliti prendere posto i tifosi scaligeri. Tale aggressività ha provocato la reazione degli ultras locali, i quali a fine gara hanno cercato ripetutamente con violenza il contatto con i tifosi della Nocerina, scontrandosi però contro il cordone delle forze dell'ordine posto a protezione del flusso degli ospiti. Al termine della gara, riportato all'ordine allo stadio, la Digos di Verona ha poi avviato un'interrotta attività investigativa in costante sinergia con i colleghi di Salerno, al fine di individuare i vandali che avevano arrecato danni alla curva ospiti dello stadio veronese. La questura di Salerno, associata a quella scaligera, ha così arrestato 8 ultras della Nocerina. La Procura della Repubblica di Salerno ha disposto l'invio in carcere degli arrestati in attesa del giudizio di convalida davanti al GIP. È andato male il tentativo di truffare le lotterie nazionali da parte di una signora di Soave. Alcuni giorni fa, in una tabaccheria nella provincia di Verona, la signora ha cercato di incassare 12.000 euro dopo averne vinti solo 3 con un biglietto gratta e vinci. La donna ha deciso di trasformare una lettera I nella lettera L, che formando combinazioni multiple con altre lettere le avrebbe procurato la vincita desiderata. La trovata però non ha portato alcun risultato sperato, ma al contrario ha procurato alla sua ideatrice una denuncia per falso e tentata truffa aggravata. La donna infatti è stata prontamente smascherata e denunciata dai militari della Guardia di Finanza di Soave, dove coraggiosamente si era recata per denunciare il mancato pagamento della vincita da parte della concessionaria. L'Assessorato ai Servizi Sociali e Famiglia ha presentato stamani lo spettacolo teatrale realizzato dall'Associazione Armilla, che si terrà giovedì e venerdì presso il Teatro Camploi. Finalità del progetto è la creazione di una compagnia stabile di teatro integrato, formata da persone diversamente abili e persone normodotate che vivono nel territorio veronese. L'idea è frutto dell'incontro di alcune persone diversamente abili, appassionate di teatro, fino ad arrivare alla costituzione di una vera e propria compagnia teatrale, autonoma e indipendente, per sviluppare un'identità artistica ed una propria poetica. La compagnia si narra e si interroga attraverso le parole dell'arte e le finzioni della scena in dialogo con la città. Congresso del PDL, 2 cordate, forse 3. Sembra cadere l'ipotesi di un rinvio. Entro lunedì le tessere vanno inviate a Roma.
Gli schieramenti Bendinelli contro Giorgetti per il provinciale, mentre per il cittadino a Palazzo Barbieri c'è chi preparerebbe anche un terzo polo. Tutti i particolari sulla cronaca di Verona. Sulla cronaca di Verona sale Antonino Fallico. Conferma il suo ruolo di grande regista dei rapporti tra Italia e Russia con un convegno che potrebbe essere importantissimo per l'economia veronese. KO per Mao Valpiana. Cambia per l'ennesima volta il nome del suo partito da Verdi della Colomba a Ecologisti Civici, che intanto resta però escluso dalle primarie del centro-sinistra. Crisi e imprese, Nord-Est e il futuro post-Rais. Da Maltauro a Gemmo, cosa sarà per le imprese venete che, con Gheddafi, avevano scambi per 2,5 miliardi di dollari? Tutti i particolari su industria e finanza. 24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo, connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.